guardando il grafico delle seconde dosi, l'andamento delle seconde dosi, si può evidenziare quando in teoria, passati 6 mesi, possono accedere al vaccino, indipendentemente che siano fragili o non fragili. Quindi per dire, in questo momento che siamo al 10 settembre, potremo già somministrare il vaccino a circa 200.000 persone. Saranno gli operatori sanitari e gli ospiti delle case di riposo, dopo i pazienti fragili, i primi a ricevere la terza dose di siero anti-Covid, perché i primi a partecipare alla campagna vaccinale ormai nel lontano febbraio. La pianificazione della regione con i numeri arriva all'indomani del via libera di AIFA. Si potrebbe partire già a fine mese. I fragili in Veneto sono 171.000, 365.000 invece le persone con più di 80 anni. Sommando tutti questi soggetti, entro fine anno la regione ipotizza di poter inoculare la terza dose ad 1.200.000 persone. In questo momento, entro fine mese, potremo contare su circa 800 milioni di dosi a disposizione di Pfizer e Moderna. Quindi questo ci permette, dal punto di vista della fornitura, di coprire benissimo la terza dose. La campagna vaccinale del Veneto per il 73% ha utilizzato Pfizer, Moderna e AstraZeneca si sono fermati al 18%, Johnson solo l'1% e ha raggiunto quasi l'80% dei veneti, impennata di adesione per la classe 12-19, 30 e 39. Diversi ancora i punti da chiarire, se la vaccinazione eterologa è definitivamente sdoganata per gli under 60 e attraverso quali modalità avverrà la chiamata. Non è ancora stata fissata una data di inizio per la terza campagna vaccinale, ma verosimilmente si potrebbe partire già a fine mese.